Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Cari amici, lo so, con questa piccola pillola oggi come minimo perdo 5 iscritti, ma tanto va bene lo stesso. Grazie. Oggi parliamo un po' di tutto e di più, perché? Perché vedo tutti i giorni e sento più che altro gente che mi contatta e mi fa delle domande su questi social, cosa si trova nei social, perché insomma vedono gente che era Giuda, che si era incarnato, ha aperto un gruppo, incomincia a dare luce colorata, sento un altro che racconta il Cagliostro, si era incarnato, ha aperto un gruppo misterico, ne sentono un altro che era Napoleone, si era incarnato, ha aperto un altro gruppo social, poi ne sentono un altro che era niente proprio di meno che la Madonna, si era incarnata e incomincia a dire figlioli statemi bene, insomma questi qui che si rincarnano tutti, nessuno che prima era un morto di fame, un poveraccio, uno schiavo, che si è rincarnato e ha incominciato a predicare bene. Quindi mi chiedono, ma com'è mica possibile che non ci sia uno poverino che era un poveraccio, che si è rincarnato e che magari per il karma deve fare delle cose di divulgazione spirituale? E mi fanno queste domande. Ma prima di iniziare questa pillola vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e su Telegram. Bene cari amici, perché vi dico questo? Perché purtroppo in Italia, e per fortuna in Italia, abbiamo un po' la culla, no? E la conoscenza esoterica che ci invidia tutto il mondo. Abbiamo personaggi del calibro del maestro Rendel e di sua figlia, personaggi illustri che tutto il mondo ci invidia, oppure abbiamo Maiorca, abbiamo Pierini, abbiamo il Fusco e ne abbiamo tanti altri, abbiamo anche Hildegarda, e abbiamo questi personaggi insomma che sono di peso, sono dei pesi massimi dell'esoterismo a livello mondiale, eppure noi ci facciamo in un certo senso colonizzare a livello vibrazionale da questi personaggi che vengono dall'estero, soprattutto dall'est, che incominciano con i numeri, incominciano con i surfate sulla memoria cosmica, poi abbiamo quelli che incominciano a parlare della Madonna, poi abbiamo quelli che incominciano a parlare del pensiero positivo, poi ci sono quegli altri gruppi che incominciano a parlare di astronavi che arrivano, insomma sono posizionati sopra la Luna, qui non aspettano altro che questi qui che parlano, poi abbiamo quelli del Crion, che c'è una battaglia anche legale perché il Crion parla con me, parla con te, insomma c'è un minestrone fatto e rifatto, amici miei, che neanche Totò riuscirebbe a inquadrarlo. Quindi questo nuovo esoterismo alla carte, praticamente uno si sveglia, fa una ricerca su un vario social e praticamente si trova di tutto e di più. Praticamente questo risveglio spirituale, la quinta dimensione, adesso abbiamo quelli della quinta dimensione che escono, sembra un ascensore, no? Cioè tu arrivi dentro un social, che dimensione vuoi andare? La quinta, arrivo, pum, che dimensione vuoi andare? La sesta, e comincio a predicare sulla sesta dimensione. Il problema è che se gli chiedi il numero di telefono dello zio, non lo sanno, però sanno tutto della quinta dimensione. Cioè praticamente questi sono abbonati alla quinta dimensione. Gli extraterrestri addirittura parlano solamente con alcune persone. Ma come vi ho già detto, un'altra pillola, gli extraterrestri sono solamente delle entità che sono dentro di noi e che ci manipolano. Più che altro sono geni, oppure sono egregori che si sono praticamente nascoste dietro queste figure, no? Perché se voi poi notate le varie fotografie che si sono fatte negli anni 60 hanno tutta la fisionomia delle auto che giravano in quegli anni lì. Comunque cari amici, perché vi dico questo? Perché purtroppo è demotivante e demoralizzante vedere questi gruppi di persone portate quasi a macello, no? Che praticamente vanno a ascoltare e a seguire, no? Questi personaggi che predicano, no? E poi si fanno risucchiare le energie. Perché? Perché purtroppo non è che è gratis. Se questi qui continuano a predicare, si agganciano dentro di voi e vi mettono dentro delle ancore e vi succhiano le energie. E poi avete voi di dire mandami luci colorate o parla con hashtag cosa sta succedendo di qua e di là, perché purtroppo state diventando delle pile. Poi vi voglio raccontare una storia.
qualche anno fa ascoltavo sul web uno che un grande predicatore esoterico, era anche carino e simpatico. A un certo punto un giorno lui si accorge, no, che praticamente il monitor gli legge nella mente, perché stava cercando qualcosa, non l'aveva ancora digitato e nella pubblicità gli esce quello che stava pensando, no, di cercare. Gli esce proprio la pubblicità. Allora è venuto un colpo di illuminazione, no? E lo dice a tutti giustamente. Il problema è che questa rivelazione che ha avuto dalla sua visione della situazione, e sto parlando di 3-4 anni fa, io l'avevo scoperto, il vostro Marietto l'aveva scoperto nel 2000. Cioè praticamente nel 2000 io entro in un ufficio del mio direttore e questo monitor si mette a parlare con me e mi spiega come facevano. In altre parole, prendono le frequenze del computer, del video del computer, e riescono a leggere nella mente delle persone. Ma questo qui lo facevano già nel 1950, perché poi quando andate a fare delle ricerche sul web scoprite che già la CIA e qualche servizio segreto degli Stati Uniti riusciva già a decodificare le vibrazioni mentali delle persone e fargli pensare delle cose o viceversa ascoltare i loro pensieri. Ma perché vi dico questo? Perché questo qui che pensava di essere un esoterista che diceva cose magiche 4-5 anni fa, diceva cose stracotte che ormai negli ambienti misterici venivano dette e conosciute 60 anni prima. Quindi perché insisto su questa cosa qua? Perché effettivamente ogni volta che voi vi attaccate a un computer o vi avvicinate a un monitor, potenzialmente siete delle persone che vengono in un certo senso, non dico plagiate, ma diciamo pure che hanno questa grande possibilità di sapere cosa state pensando e addirittura possono riuscire a fare pensare a voi quello che loro desiderano. Almeno a me quella persona che era al di là del monitor, anche se è spento, vi ripeto, mi ha spiegato che possono fare queste cose qua. Comunque su internet c'è anche delle pubblicazioni di ingegneri che in modo empirico avevano scoperto la stessa identica cosa e la usavano ad esempio per aiutare i propri figli a studiare. Quindi, cari amici, noi in Italia abbiamo praticamente i più grandi esoteristi che il mondo ci invidia, i più grandi personaggi di cultura esoterica e maestri, e non vedo perché ci dobbiamo far colonizzare da persone che usano sistemi che tibetani o cabalisti o indiani usavano 6.000 anni fa, e non vedo perché ci dobbiamo far vampirizzare da persone che usano della New Age di basso livello per poi andare a fare la figura dei santoni. Non conviene nessuno di noi italiani, intendo dire, io adesso sto parlando della mamma patria, perché non c'è niente che ci porterà vantaggio. Quindi occhio, cercate sempre ad esempio di scaricare dal sito ilcapitano.alterviste.org alcuni circuiti radionici che possono tagliare questi legami perniciosi, e continuate a seguire le pillole del Marietto Veneziano e della vostra illegale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!